vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Grazie Signore. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia, santo sei Padre, gloria a Dio. glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà,
la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Alleluia. Dio grande, Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. È tutto per noi. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Alleluia. Santo sei, Padre. Oh, gloria a Dios. Alleluia, Signore, ti ringraziamo. Ti Gloria al tuo nome, Signore. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza
forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, sei la certezza in un mondo che senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei il mio Dio, non dubito. Alleluia, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia, Signore. Questa mattina tutti insieme.
Un po' che non do un aggiornamento sulla Chiesa perseguitata. Ci sono state tante cose, però ogni tanto io vi giro delle richieste di preghiera urgente per tenere sempre vivo il nostro pensiero su di loro, sulla Chiesa, ok? Perché non ci sono due Chiese, non c'è la Chiesa perseguitata e la Chiesa libera, siamo una Chiesa e veniamo incontro gli uni agli altri. Loro pregano per noi preghiamo per loro. Questa mattina c'è un video di un certo impatto emotivo, quindi preparatevi insomma un po' al colpo. Il video riguarda una donna, ma il focus mio questa mattina è sui bambini e sui traumi che i figli dei credenti perseguitati subiscono e come possono andare avanti con la loro vita e come noi possiamo aiutare loro in queste circostanze. L'ultimo numero di Porte Aperte è un numero speciale dedicato ai bambini. Chi non è ancora abbonato può dare il nome a me e potete avere un abbonamento, ogni 2 mesi arriva la rivista è gratuita e così potete rimanere aggiornati. Qui ci sono anche i principali progetti e così potete stare più vicini alla Chiesa perseguitata. Dentro è proprio un numero dedicato ai bambini e alle scuole domenicali. Ora vedremo questo video che appunto parla di una donna, ma non solo, e poi vi racconterò un'altra storia, sempre di bambini che soffrono dei traumi a causa della persecuzione verso le loro famiglie. Rifkatu, puoi raccontarci quello che ti è successo? Siamo cristiani. Tutte le persone del mio villaggio sono cristiane. Stavamo tornando a casa dalle campagne quando i militanti fulani ci hanno catturate. Ci hanno catturate e portato nel loro accampamento, nella foresta. Quando ci hanno portate lì, gli uomini ci hanno violentato. Quando piangevamo, dicevano che gli oggetti non piangono. Su quel materasso non potevamo né muoverci né girarci. Quando mia moglie è tornata, ero così felice che Dio avesse ascoltato le mie preghiere. Quando ho saputo del suo rilascio, ero felicissimo. Ma la cosa difficile è stata che, dopo il suo ritorno, le persone hanno iniziato a starci lontano. La ragione per cui si allontanavano da noi era che pensavano che mia moglie avesse in sé degli spiriti maligni dal campo in cui era stata prigioniera. Perfino 3 mesi dopo la nascita di nostra figlia, alcuni membri della comunità dicevano che non ci somigliasse. Alcuni sostenevano che fosse strana per via dei miei spiriti maligni. È successo perfino in chiesa, al punto che alcune donne della chiesa non ci si avvicinavano. Ci ha fatto così male che ho iniziato a pensare che Dio ci avesse abbandonati, che non gli interessasse di noi. I militanti mirano a infondere la paura nella nostra comunità, a perseguitarci, a mettere paura nei nostri cuori e a farci rinunciare alla nostra fede. Vogliono prendere le nostre mogli. Il centro per la cura del trauma mi ha aiutata. Quando sono arrivata avevo molti pesi. Il mio cuore era tanto turbato, terrificato e pieno di paura.
ascoltare gli insegnamenti e ascoltare le testimonianze degli altri mi ha aiutata moltissimo. Voglio che il mondo sappia che le donne cristiane in Nigeria stanno soffrendo molto. Stanno soffrendo per via dei rapimenti che stanno accadendo. Desideriamo che il mondo preghi per le donne cristiane di qui e desideriamo che il mondo ne parli. Le nostre voci devono essere ascoltate. Che la violenza contro le donne cristiane in Africa finisca. Allora avete sentito che questa bambina già ha 3 mesi ha davanti un futuro, insomma, non roseo a causa di quello che appunto sta succedendo. La persecuzione in Nigeria ha raggiunto proprio livelli estremi. Io avevo preparato questo aggiornamento oggi e poi ieri sera, ascoltando il telegiornale, c'era un servizio che parlava di Rebecca, questa sorella cristiana. Lei è stata rapita insieme a tutti i suoi figli, sempre non dai fulani, come ha testimoniato Rifkaku, ma dal Boko Haram, che è un altro gruppo terroristico che opera in tutta la fascia subsahariana, anche in Nigeria. Anche lei nigeriana, cristiana. È stata rapita e tenuta prigioniera per 3 anni, lei e i suoi figli, subendo violenze indicibili, così come avete sentito. Questa era una versione light di quello che subiscono queste donne. E a un certo punto hanno deciso che lei doveva sposarsi, doveva sposare uno di questi terroristi, questa sorella Rebecca. Lei si è rifiutata, ha continuato a rifiutarsi. Hanno preso il bambino, il suo figlio più piccolo, erano in un lago e l'hanno annegato. Questo è quello che hanno fatto. Quindi questa realtà che si vive in Africa, in Nigeria, voi sapete che la Nigeria è esattamente divisa a metà. Qui abbiamo una sorella nigeriana che lo può testimoniare. La parte sud è una parte cristiana, ci sono chiese, i credenti possono praticare la loro fede. Tutta la parte a nord, la parte più arida, la parte subsahariana, è in mano a questi gruppi terroristici, tra cui questi pastori fulani. Con la desertificazione dell'Africa, i pastori stanno scendendo sempre più a sud cercando pascoli per i loro greggi e quindi il loro desiderio è conquistare le terre, quelle terre che sono abitate per lo più da credenti, da cristiani. Quindi tu sei cristiano? Ok, noi ti rapiamo le mogli, ti uccidiamo i figli, uccidiamo i mariti. Questo centro per la cura dei traumi è stato fondato non da tanti anni. Per esempio la sorella Afordia, che io ho accompagnato a Roma per la presentazione della World Watch List l'anno scorso, lei ha dovuto andare in Brasile per seguire questo programma della cura dei traumi. Ora in Nigeria c'è un centro per la cura dei traumi, visto proprio anche la concentrazione di traumi che c'è lì. Vi racconto un po' la storia di questo bambino, che è anche quello di cui trovate la foto nel retro della rivista. Non hanno nessuno a parte Dio. E tra parentesi, e te, che siamo noi. Quindi vi leggo la sua testimonianza. Era domenica 16 luglio 2023. Quello fu il giorno in cui militanti fulani armati attaccarono l'area di governo locale di Mangu in Nigeria e fu l'ultimo giorno in cui Godwin, che è il bambino della foto, che all'epoca aveva 13 anni, vide suo padre. Godwin, ora quindicenne, ricorda di essere corso in un altro villaggio con sua madre e i fratelli quando l'attacco iniziò. Mio padre è tornato a casa a prendere il nostro mais, dice Godwin, e una donna gli ha chiesto di fermarsi e aiutarla a portare il mais. Come la maggior parte delle persone che hanno improvvisamente perso qualcuno a loro caro, il giovane adolescente spesso gioca al gioco del e se. E se suo padre avesse detto no alla donna, sarebbe vivo oggi?
Ma suo padre si fermò, trovò una moto e la diede alla donna aiutandola a fuggire. Eppure, quando era pronto a partire lui stesso, la sua moto non si avviava. Quando i militanti lo raggiunsero, il padre di Godwin era indifeso. Passarono 4 giorni prima che la famiglia venisse a sapere che suo padre era stato ucciso nell'attacco. Non ci credevamo, però, disse, ricordando i giorni dopo l'attacco, abbiamo detto, è una bugia, nostro padre è vivo, non abbiamo pianto, poi quando ci siamo resi conto che era davvero morto, abbiamo pianto. Godwin ricorda che i giorni e i mesi successivi all'attacco furono particolarmente duri per la sua famiglia, soprattutto per la madre. Era molto ferita, ogni mattina e sera mia madre piangeva, tutti noi abbiamo pianto, davvero. La gente cercava di confortarci dicendoci di accettare ciò che era successo, ma noi ci rifiutavamo di smettere di piangere. Per Godwin i sogni sono ciò che gli è rimasto. Alcuni giorni dopo la morte di mio padre ho sognato che era tornato e mi chiedeva come stavamo, dice. Ci ha mostrato come i militanti lo inseguivano e come gli sparavano alla gamba. Sembrava reale. Per un supporto extra la famiglia si è trasferita nella casa di un parente, ma suo zio ha solo aggravato le ferite cardiache, le ferite del cuore, diciamo, dice Godwin. Quando abbiamo iniziato a vivere a casa di nostro zio, lui diceva che gli piaceva nostra madre, ma lei lo rifiutava, racconta Godwin, quindi ha iniziato a comportarsi male con noi. Mi faceva piangere ogni giorno. La risposta emotiva del giovane ragazzo divenne presto fisica. Non sono riuscito a mangiare, non avevo appetito, dice. Ogni volta che mangiavo mi sembrava di avere l'amaro in bocca. Il tipo di attacco che Godwin ha vissuto è fin troppo comune in questa parte della Nigeria. La violenza nel paese rimane estremamente elevata tra i seguaci di Gesù. Secondo la World Watch List 2026 di Open Doors, in Nigeria, che si classifica al 7° posto, vengono uccisi per la loro fede più cristiani che in qualsiasi altra parte del mondo. Ecco perché Open Doors ha avviato la campagna pluriennale, Arise Africa. Se ricordate, l'ho presentata più di una volta durante la nostra giornata nazionale per la preghiera, è mondiale, a dire la verità, della preghiera per la Chiesa perseguitata, che noi teniamo ogni novembre. Come seguaci di Gesù dobbiamo rompere il silenzio e parlare per i nostri fratelli e sorelle dell'Africa subsahariana. Così facendo possiamo iniziare a fermare la violenza e a iniziare la guarigione. I partner di Open Doors in Nigeria sanno che parte della guarigione riguarda l'affrontare i traumi a lungo termine che colpiscono famiglie e comunità cristiane. Così nel luglio 2024, quindi l'anno dopo, Godwin è stato avviato in un centro traumatologico supportato da Open Doors. Lì finalmente ha trovato guarigione e accettazione. Quando io e i miei fratelli siamo arrivati lì, mi sono rafforzato, dice, ora ho l'appetito di mangiare, capisco molte cose che mi vengono insegnate e non scherzo con i miei studi. I tuoi doni e le tue preghiere rendono possibili questi sforzi e cambiano vite. Godwin ne è la prova. Lui dice, sono grato a Dio per come Lui mi rende forte. Quando sono arrivato qui mi hanno insegnato il perdono. Poi sono riuscito a perdonare chi ha ucciso mio padre. Ecco perché sono grato, perché ho ricevuto guarigione. Godwin prega per sé e per la sua famiglia. Voglio che preghi per noi, perché abbiamo perso nostro padre, dice. Altre persone hanno un padre che può proteggerle se qualcuno cerca di fare del male. La persona che ci proteggerà, Dio l'ha già chiamata alla gloria. Noi non abbiamo nessuno tranne Dio e noi, come vi ho detto. Ecco, qui vedete appunto c'è l'appello alla firma della petizione. Questa è una petizione che appunto riguarda l'intervento nell'Africa subsahariana. Le petizioni servono per poter portare di fronte alle autorità dei paesi. Questo è un intervento proprio di patrocinio, cioè di supporto anche legale a queste situazioni. Noi come missione di Open Doors stiamo raccogliendo queste firme già da anni e la campagna durerà ancora, proprio perché noi così possiamo dare voce ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che sono in queste condizioni. Quindi se vai avanti, qui c'è un QR code che lasciamo in questi 2-3 minuti se qualcuno lo vuole fotografare, ma lo metterò anche nella chat della Chiesa.
La procedura è molto semplice, voi inquadrate il QR code, compilate i campi richiesti e potete anche condividere questa iniziativa con altri. Quindi il Centro della Cura dei Traumi, oltre ad offrire un supporto psicologico proprio personale per superare questi traumi, aiuta, è un centro cristiano, aiuta e accompagna i nostri fratelli e le nostre sorelle, anche i bambini, ad aiutare a perdonare, perché finché loro non perdonano, il loro cuore non è liberato da queste situazioni. Pensate cosa vuol dire noi facciamo fatica a perdonare? Molto meno, ok? Quindi preghiamo per loro, alziamo la nostra voce anche praticamente attraverso questa petizione. Vi ricordo inoltre che il fratello Carlo ha questi simpatici salvadanai che ciascuno di voi può tenere in casa e non occorre che li riempiate fino all'orlo, non serve neanche che ci mettiate dentro 50 euro, ok? Mettete quello che vi sentite e poi lo portate al fratello Carlo e noi invieremo alla missione Porte Aperte le vostre offerte. Sono simpatici anche da tenere a casa, avete la moneta che pesa in tasca, mettete dentro, anche qualche 5-10 euro va bene. Ultima cosa, già il fratello Bosi l'ha detto quando è stato qui, però io non ho più fatto aggiornamenti dopo maggio, quindi è questo. Questo nuovo libro, la nuova uscita di Porte Aperte Italia, è un libro scritto da Eddie Lyle e Nick Page, che sono due fratelli che lavorano per la base della Gran Bretagna di Porte Aperte, ed è un libro che parla dell'essere testimoni. Ci sono 10 tipi di modi, diciamo, 10 modi per essere testimoni. Il testimone di vita, di speranza, di consolazione, di umiltà, di perseveranza, di misericordia, di dedizione totale, di pace, di coraggio, di gioia. Libro molto interessante, edificante per chi di noi vuole essere testimone, ma se sei credente, la tua chiamata, la chiamata che abbiamo tutti noi, non è una chiamata specifica, è quella di essere testimoni. Ecco, quindi se vi interessa questo libro, lo potete trovare direttamente nel sito, se lo volete ricevere a casa, nel sito di Porte Aperte, che è www.porteaperteitalia.org. Lo potete chiedere a me, se preferite potete anche chiederlo a Carlo e Lidia, che poi vi procurerò i libri se volete che transitino dalla Chiesa. Ok? Libro molto interessante ed edificante. Grazie, Dio vi benedica per tutto quello che farete e soprattutto per le preghiere che farete. Ok. Grazie Silvia. Gloria a Dio. Sicuramente dopo che abbiamo ascoltato il video che abbiamo visto, è altalenante, no? Un po' quello che il Signore ci ha detto anche attraverso la profezia, che a volte i nostri sentimenti comunque oscillano, siamo presi dai nostri sentimenti, no? E quindi mentre piangiamo poi ringraziamo il Signore perché vediamo cose belle nella nostra vita. Siamo fatti così, abbiamo la nostra natura che fa parte di questo, ma dobbiamo saper discernere nella nostra vita quando le cose vengono da parte di Dio e quando le cose non vengono da parte di Dio. E questo è un insegnamento che noi dobbiamo imparare sulla nostra pelle, sulla nostra vita. A volte noi piangiamo anche guardando un film, siamo toccati da quel film, eppure è un film, però siamo toccati, e a volte non sappiamo discernere anche quando veniamo in chiesa, siamo presi dall'atmosfera, dal clima, dal canto, e quindi ci sentiamo, ma quello che fa la differenza è quando usciamo da questo posto, se siamo stati trasformati dalla mano di Dio, se siamo stati toccati, il nostro cuore, la nostra vita viene toccata e viene cambiata. E questa mattina io voglio condividere con voi sull'orlo del nulla nelle mani di Dio. Dalla figura potete capire qual è l'argomento che io tratterò questa mattina con voi.
un argomento molto predicato, ascoltato più volte, ma questa mattina attraverso questo messaggio io voglio parlare con voi, trattare con voi 4 aspetti molto importanti che ancora oggi sono importanti nella Chiesa del Signore e in ognuno di noi. Quindi mettiamoci all'ascolto della parola di Dio, apriamo il nostro cuore, soprattutto le nostre menti, ma soprattutto il nostro cuore. Andiamo nel Marco al capitolo 12, Marco capitolo 12, leggeremo dal versetto 41 al versetto 44. Marco. Quanti sono venuti qui questa mattina, ma non dovete alzare la mano, non dovete dimostrarmi nulla, ma quanti sono venuti questa mattina con il bisogno, cioè sapete a volte noi quando abbiamo fame o abbiamo sete sentiamo il bisogno. A volte ci offrono qualcosa, ma se non hai sete, no, non hai voglia. Ma quando hai sete ti offrono un bicchiere d'acqua, quel bicchiere d'acqua diventa qualcosa di, no? Fresco. Ecco, la mia domanda è questa, rivolgiamo a questo. Quanti di voi siete venuti qui perché avevate fame e sete della parola di Dio? Perché noi possiamo venire la domenica perché è un giorno destinato al culto, possiamo venire qui, o bene o male ascoltiamo, però più delle volte la nostra mente già sta a quello che facevamo prima, quello che ci diceva Silvia all'inizio, no? Scusatemi, Berta all'inizio, che ci diceva, dimentichiamo ogni cosa, cerchiamo di impegnarci in questo momento per lodare il Signore. È un tempo che noi dedichiamo al Signore. E il Signore sicuramente ha preparato del cibo per ognuno di noi. Hai fame? Perché sai, a volte ti viene anche presentato un cibo, ma se non abbiamo fame, quel cibo non ci serve a nulla. Ma se abbiamo fame, anche un po' di pane, e quello ci soddisfa. Siete d'accordo con me? Gloria a Dio. E Gesù, sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuto una povera vedova, vi mise 2 spiccioli che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamato a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei nella sua povertà vi ha messo tutto ciò che lei possedeva. Signore, benedici la tua parola al nostro cuore. Chiediamo allo Spirito Santo che possa seminare e che possa trovare un terreno fertile per le nostre vite. Grazie Padre, nel nome di Gesù. 4 aspetti voglio parlarvi. Il primo aspetto, il dolore della vedovanza. Questa donna era vedova. Voglio farvi subito notare una cosa, che le vedove in quell'occasione, in quel tempo, in quel periodo, dovevano essere curate, dovevano essere aiutate, dovevano essere sostenute. Questa donna poteva avere tutti i diritti per essere arrabbiata con Dio. Non sappiamo, la scrittura non ce lo dice, non sappiamo se ha tentato di essere mamma e non ha avuto figli, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che era una donna vedova e da sola. Quindi questa donna ha dovuto superare questa ingiustizia. Sì, perché a volte noi ci sembra di essere vittime delle ingiustizie. Ma perché? Ma perché Dio? Perché?
Perché Dio ha permesso questo? Perché a me? Forse anche Giuseppe si sarebbe dovuto chiedere questo. Perché a me? Perché i miei fratelli mi odiavano a tal punto da gettarmi in una cisterna, da vendermi? Forse Giuseppe anche lui doveva chiedersi questo, ma non lo troviamo nella scrittura che Giuseppe ci sia fatta questa domanda. No. A volte noi crediamo che Dio sappia tutto di noi, perché nel dire a Dio, ma perché Dio? Ma perché Dio? Allora noi crediamo che Lui sa tutto di noi per dire questo. Siete d'accordo? Però non crediamo che Lui può tutto. Sapete, in Giobbe, capitolo 35, versetto 9 e 10, solo per questione di tempo prendo questi due versi. Il salmista dice, Giobbe dice, questo libro che scrive molto probabilmente Mosè, dicono, si grida per le molte oppressioni, si alza lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice dov'è Dio? Il mio creatore che nella notte ispira canti di gioia, cioè ci si dice perché Dio? Ma nessuno dice dov'è Dio? Ora forse è più comprensibile quello che vi stavo dicendo, che noi crediamo che Dio conosce ogni cosa, ma non crediamo che Dio può ogni cosa, anche nella nostra vita. E che se Dio sta permettendo certe situazioni, ci sarà un perché. Ma crediamo poco. Quindi questa donna ha dovuto superare il dolore della vedovanza. Secondo punto, ha vinto anche la pochezza. Ho poco, non ho niente, ho quasi nulla, non ho nulla da dare, io non valgo nulla, cosa posso dare a Dio? Questa donna non se l'è chiesto. Questa donna si è messa in fila dove c'erano gli altri che, come vedete nel filmato, avevano qualcosa da dare di molto importante agli occhi, alla vista degli altri. Potevano dare, vedete, le loro offerte, tutto quello, li facevano anche suonare perché potessero sentire, no? Mentre mettevano dentro, facevano suonare nelle casse delle offerte. Eppure questa donna si mette in fila con due spiccioli, con niente in mano, si mette in fila per fare la propria parte davanti a Dio. Non ho nulla da dare. Sapete, il pastore, il fratello Michele Mango, che noi abbiamo conosciuto, quando aveva 18 anni, in una evangelizzazione, in un campeggio, il pastore disse queste parole, me le sono scritto perché non me le ricordavo, ma sono andato a leggerle. Disse: chi si sente il peggiore di tutti, venga avanti. Chi si sente di non valere niente, venga avanti. In una riunione. E lui corse davanti. Eccomi qui. Eccomi qui, disse. Aveva 18 anni. Eccomi qui. Io non mi sento di valere nulla, mi sento il peggiore di tutti qua dentro. E quindi si fece avanti. Dio lo ha usato e continua a usarlo per la sua gloria. Voglio ricordarvi che il Signore dice che cerca proprio coloro che non valgono nulla, o meglio, si sentono di non valere nulla. È differente la cosa. Sapete, c'è un evangelista, abbiamo la foto, Debbie? Un grande evangelista. Eccolo qui, Robert Moffat. Nel 1700, fine del 1800, fine del 700, inizio del 1800, si racconta la sua storia. Quando io l'ho letto sono rimasto sbalordito,
Lui aveva 10 anni e si faceva una campagna evangelistica e avevano messo davanti un grosso cesto che raccoglievano le offerte per poi poterle portare e donarle alle missioni. E allora l'appello era di poter offrire per portare nella cesta delle offerte. Questo bambino esce dal posto di dov'è, si avvicina, salta dentro al cesto e si mette nel cesto così. E gli altri dicono: ma cosa stai facendo? E lui ha detto: io non ho nulla da offrire, non ho niente da offrire, ma offro tutto me stesso. Offro me stesso a Dio. Si è gettato nel cesto delle offerte e ha offerto se stesso a Dio, che ha sbalordito in quell'occasione tutti. Offro tutto me stesso. Aveva 8-10 anni, ci dice. Quello che Dio desidera dalla nostra vita non sono i tuoi soldi, non è nemmeno il tuo talento, nemmeno quello. Quello che Dio desidera è noi stessi, è tutto noi stessi. Paolo dice che mentre raccoglievano l'offerta per poterla dare in missione, dice: si sono dati prima a Dio e poi hanno dato le offerte. Si sono dati prima per loro stessi a Dio e poi hanno dato. La parola di Dio dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. A volte noi invertiamo le cose. Pensiamo: questa donna ha vinto la sua pochezza, si è messa in fila e quello che aveva l'ha messo nelle offerte. E Gesù era lì che la guardava. Una domanda: hai mai pensato che quando sei in chiesa c'è qualcuno che ti guarda? Hai mai pensato che dovunque tu sei, non soltanto in chiesa, ma dovunque siamo, hai mai pensato che c'è qualcuno che ci guarda? Guarda il nostro comportamento, guarda il nostro modo di parlare, ascolta, lui vede. Vedete, chiama Gesù e dice: questa vedova, da cosa si poteva vedere che era vedova? Dal vestito? No, dal vestimento no. Gesù conosceva ogni cosa di quella donna e sapeva che era povera, nulla tenente. Però dice che lei ha dato tutto quello che aveva per vivere. Leggete un altro passo della scrittura dove è riportato. Dice: ha dato tutto quello che aveva per vivere. Terzo punto: ha dovuto vincere la delusione dell'uomo. Perché, come dicevo all'inizio, le vedove dovevano essere assistite. Lei doveva essere curata. Ora al Tempio chi doveva amministrare le offerte rubavano. Sapete che c'era Caifa? Sapete chi era Caifa? Ve lo ricordate chi era Caifa? Sommo sacerdote, capo del Sinedrio, alleato con i Romani. Marco capitolo 12, 38-40 dice: nel suo insegnamento egli diceva: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una maggiore condanna. Ora, se tu sapessi che la tua offerta
non viene amministrato bene, lo faresti? Lo faresti la tua offerta? Io conosco, so e conosco chi non dà offerte in questa chiesa perché pensa che non viene amministrata bene, e io la do un'altra parte. Sei libero di farlo, Dio ti benedica, nessun problema. Questa donna non si è creato questo problema. Questa donna ha dato pur sapendo che chi c'era lì non amministrava bene. Ma perché lo stava facendo? In ubbidienza a Dio. In ubbidienza a Dio. Non sto parlando di soldi questa mattina. Per favore, non fraintendetemi. Non sto parlando di soldi. Assolutamente. Non sto parlando di questo. La delusione. Questi mi dovrebbero aiutare a me. Questi dovrebbero soccorrere me. Questi dovrebbero aiutare noi, mentre invece questi soldi ne fanno altri usi. E Gesù lo ha detto qui. Gesù lo sta affermando. Ma non sfugge nulla al Signore. Non sfugge nulla al Signore. Assolutamente nulla. Ha dovuto vincere la delusione dell'uomo, ha dovuto vincere il dolore della vedovanza e di tutto quello che magari lei viveva come donna. Ha dovuto vincere la pochezza. Non ho nulla, poco, cosa posso fare, cosa posso dare. La delusione dell'uomo, perché l'uomo ti deluderà sempre. Una volta ho raccontato una storia che avevo letto sul libro, che mi toccò molto. Non so se vi ricordate, anni fa, non so, adesso ovviamente siete anche nuovi, altri sono andati via, altri però voglio raccontarvi questa storia. C'è una storia che io avevo letto che si chiamava Il pulcino di Dio. Ve lo ricordate questa storia del pulcino di Dio? Quanti se la ricordano, il pulcino di Dio? Tu te la ricordi? Bene, una, gloria a Dio, grazie. In una campagna, in un paese, un posto di montagna, povero, pochi, non avevano nulla, vivevano di campagna, erano contadini, e il pastore, durante la sua predicazione, iniziò a predicare dell'amore di Dio, iniziò a predicare di come Dio aveva dato tutto per noi, aveva dato il suo unigenito figlio a morire sulla croce per noi, e queste persone vivevano di quello che la terra gli dava, e quindi loro offrivano al Signore in chiesa quello che la terra gli dava, e quindi chi portava le uova, chi portava questo, poi andavano al mercato, si vendeva, no? E praticamente c'era questa donna che lei disse al Signore: Signore, se la mia gallina farà dei pulcini, quello più bello, io te lo do a te, non lo venderò al mercato, perché al mercato quelli più belli avevano più valore. Allora lei cosa fa? Appena nasce quel suo pulcino, vede che sta iniziando a essere il più bello degli altri, che sta iniziando a crescere, prosperoso, più bello, e gli mette un fiocchettino sulla zampina e dice: questo è il pulcino del Signore, questo è il pulcino che io darò al Signore. Ma nel frattempo succede che lei inizia ad avere più bisogno degli altri, non riusciva ad andare avanti bene, quindi quel pulcino che era cresciuto bene al mercato avrebbe fruttato di più degli altri. Allora lei cosa fa? Dice: beh, non l'ho dato ancora, e scioglie il fiocchetto dal pulcino del Signore e lo mette a un altro e chiude, dice: tanto il Signore non sa, no? In quella predicazione c'era la Santa Cena. E allora il pastore inizia a predicare, inizia a toccare l'argomento che lui ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio per noi, ha dato il meglio per ognuno di noi, ha dato il suo unigenito. Tu saresti capace di dare al Signore? Allora quel messaggio della predicazione iniziò a toccare i cuori di tutti iniziarono a piangere.
Allora chi andò a casa a prendere delle cose che aveva a portare e questa gridava durante il servizio di culto: il pulcino del Signore, il pulcino del Signore. E la gente non sapeva che cosa si riferisce questo pulcino. Lei va a casa, scioglie subito e mette subito il fiocco dall'altro pulcino e lo porta in chiesa e dice: questo è tuo, Signore, questo è tuo. Vi dice niente questo? Vi dice che a volte noi promettiamo al Signore di poter fare o poter dare, però succede che il nemico viene e inizia a toglierti quelle cose e tu dici: come faccio? Il pulcino del Signore. Quarto punto, la paura del futuro. Che ne sarà di me? Cosa mi aspetto? Cosa mi aspetterà domani? Questa donna veramente dice: però quello che avevo l'ha messo dentro. Sapete perché? Perché questa donna sapeva che Dio non l'avrebbe abbandonata. E chi lo dice questo? Isaia, capitolo 46, verso 4. Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizia io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi... Possiamo dire: Signore, grazie? Fino alla nostra vecchiaia. Amen. Perché dice: io sono, fino alla vostra canizia, io vi porterò. Io mi prenderò cura di te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È una grande realtà. Dio non dice di amarlo con i nostri beni, di dover dimostrare agli altri quando lo amiamo. Dio non dice questo. Dio non desidera che noi ci mettiamo in mostra per far vedere quando... Dio non desidera. Vi ricordate Marta che si dava tanto da fare perché aveva bene? Non è che stava sbagliando, stava facendo qualcosa per il Signore, ma si dava da fare, faceva, sbrigava perché doveva... E Maria stava lì ai piedi. Il Signore ha lodato Maria che gli ha detto: questa ha preso la parte migliore, che gli è servita. Questa ha preso la parte migliore. Matteo capitolo 6, versetto 3. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappi la tua sinistra quel che fa la destra. Mio padre faceva delle cose che mia madre non sapeva nemmeno, me l'avete sentito dire. E a volte io faccio delle cose che mia moglie non sa nemmeno. Lo viene a scoprire dopo. Magari dagli altri. Perché quello che fa la tua sinistra non deve sapere la tua destra. Tutto quello che tu fai lo deve sapere il Signore. E non c'è bisogno di farsi le foto davanti a lei. Farsi, come si chiamano? Self-service. Stiamo dando i pacchi? Stiamo facendo l'offerta? Stiamo dando le... Questa donna si è messa in fila e nessuno sapeva niente e ha dato tutto quello che aveva. Sapete cosa ha dato? Ha dato il suo cuore. Questa donna si è gettata nelle offerte. Questa donna si è gettata dentro. Dio ci dice che noi dobbiamo amare, che noi dobbiamo donare con un cuore. Perché? Perché Dio vuole il cuore. Dio vuole il cuore. Dio sa quello che tu puoi fare. Dio sa quello che sei in grado di fare. Settimana ho fatto un sogno, e il sogno che non l'ho detto neanche a mia moglie, lo sento stamattina.
che stavo per lasciare questa terra. Però quello che io ho detto al Signore, nel frattempo, ho detto: Signore, se tu mi stai chiamando vuol dire che è finito il mio tempo qua. È finito il mio compito, se no altrimenti mi tiene ancora qua. E mi sono svegliato proprio con quel pensiero. Se io sono ancora qui, è perché Dio ha ancora qualcosa da farmi fare. Quando è finito il tempo, il Signore dice: torna a casa, perché è finito il tuo tempo. Ora la domanda è: ho ricevuto la salvezza e ho compreso che cosa è la salvezza? Perché il Signore mi ha salvato? Ho compreso realmente il motivo della salvezza? Mi sono dato completamente al Signore? Perché noi facciamo i battesimi, diciamo: hai creduto, hai fatto quest'altro e là. Ho detto a qualcuno: non vorrei che tu abbia ricevuto un bagno quando hai fatto il battesimo. Sei entrato asciutto, sei uscito bagnato. Non ti serve a niente. A niente. Se invece, come la domanda che ti è stata fatta e tu l'hai ponderata bene questa domanda che ti è stata fatta e hai dato la risposta: credi tu che Dio ti ha tanto amato che ha mandato il suo unigenito figlio per te a morire sulla croce? Sì, lo credo. Bene. Sei tu pronta ad amarlo, ubbidirlo e a servirlo tutti i giorni della tua vita? Sei disposto? Provate a chiedere cosa dicono alla Chiesa perseguitata quando battezzano. Sei tu pronta a morire per Gesù? Sei tu pronta a rinunciare a tutta la tua famiglia, i tuoi figli, tutto quello che... Sei tu pronto per questo? Questa vedova amava Dio perché era tutto quello che lei aveva. Tutto quello che lei aveva era il Signore. Ascolta bene, non arrenderti nelle tue difficoltà. Non arrenderti davanti alle tue difficoltà, cioè al tuo dolore, alla tua pochezza, alle tue delusioni, alle tue paure del futuro. Non arrenderti. Questi 4 punti esistono ancora oggi nella Chiesa del Signore. Esistono ancora oggi in mezzo al popolo di Dio. Ma vinci. Vai al Signore con quello che tu hai. Non vuole nulla di più. Il mio ex datore di lavoro aveva sua nonna, era sarda. Erano sardi, lui si chiamava Piras, Gianni Piras. Sua nonna, sapete cosa faceva? Sua nonna vendeva il latte, però sapeva che c'erano persone che erano bisognose, non potevano acquistare il latte. Lei cosa faceva? Lei donava il latte suo, delle sue mucche, lo donava, però ogni giorno andavano lì prima di comprarlo a misurare la purezza del latte. Lei cosa faceva? Il latte che mancava metteva acqua. Ma ci raccontava che tutte le volte che andavano a misurare quel latte, diceva: io non so come fai, ma il latte è più puro di tutti quanti gli altri. Il tuo latte è migliore di tutti gli altri latti che noi prendiamo. E lei metteva l'acqua perché quelli che erano bisognosi portava il latte. Perché questa mattina io vorrei sentire un grosso amen. Abbiamo un Dio grande. Un Dio grande. Non possiamo cantare Dio grande è Dio se non crediamo che il nostro Dio è grande, che Lui fa uscire l'acqua dalla roccia, che Lui provvederà, che Lui ci ha detto che Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, che Lui ci ha detto che noi non abbiamo visto i leoncelli necessità che hanno fame, ma i figli di Dio non hanno mancamento di alcun bene. Non ho mai visto i figli di Dio raccattare il pane, perché Dio onora coloro che lo onorano. Ma noi vogliamo aiutare Dio. Signore, se tu mi darai, io ti darò. Signore, se tu farai, io farò. Signore, se tu mi farai vincere, questo è un po' Giacobbe. Io darò la 10ª. Se tu farai, io ti darò la 10ª. Bello affarista. Chi non lo farebbe?
Se qualcuno di voi, uno mi dicesse, senti, io ti faccio vincere €1.000.000, gli daresti la decima al Signore? E cavoli, anche la 20ª ti darei. Siete d'accordo o no? Ma da quanto tempo Dio ti tiene in vita? Io quando mi sono sposato avevo paura del matrimonio. Sapete perché? Perché avevo ero da solo, senza i miei genitori, vivevo da solo qua, e 24 anni, poi non vi dico quando abbiamo comprato casa, che sono andato a firmare un coso così di cambiale, non finiva mai, mi faceva male al braccio. Che io dicevo, io non voglio, diceva mia moglie, io non comprerò mai una casa, perché non voglio comprarla. E invece alla fine l'abbiamo comprata, abbiamo venduto e abbiamo comprato anche un'altra. Però la mia preoccupazione era quella proprio di dire come si fa, come faremo, come si farà. Sapete cosa dice Dio al popolo di Israele? 40 anni ti ho portato nel deserto. Non ti è mai mancato, le tue scarpe non si sono consumate, i tuoi vestiti non si sono logorati. Tutto quello che tu hai. Ora io questa mattina voglio farti questa domanda e mi faccio questa domanda. Io sono sposato da 40 anni. A ottobre facciamo 40 anni. Dio non mi ha mai fatto mancare di nulla. Questa chiesa è aperta da 26 anni. Se noi facciamo il conteggio dell'affitto, di quello che abbiamo pagato, delle cose, Dio ha promesso, eppure quando io sono andato a firmare il contratto, se avessi dovuto pensare come fare, come si sarebbe potuto fare, sarei andato, no Signore, assolutamente. Ma per fede, Dio non ha mai fatto mancare nulla. Dio non ti ha mai fatto mancare nulla. Io voglio ricordarti di quante volte si è chiusa una porta e si è aperto. Di quante volte Dio ti ha detto non temere, perché io sono con te. Nello scoraggiamento, nel momento difficile, come farò? Perché siamo bombardati. Adesso la caldura, mancherà l'acqua d'inverno. Come si farà? Io gli ho scritto al nostro sindaco. Sindaco di Marossi, che ho detto guarda, ogni giorno il suo affanno, non ti preoccupare, confidiamo nel Signore. Abbiamo un Dio grande. Abbiamo un Dio grande. C'è una chiesa marostica che glorifica e loda il nome del Signore e crede nell'Iddio dell'impossibile. E credo che se la benzina e il diesel aumenterà, Dio fa andare la macchina acqua o senza niente. Perché Dio provvederà. Perché Dio ti porterà sempre dove Lui vuole che tu vai. Ma chi ti ferma sei tu. Quindi non arrenderti alla tua difficoltà. Dio conosce tu chi sei, ti conosce perfettamente, conosce le tue debolezze, conosce ogni cosa. Gesù ha detto, vedete quella vedova? Non ha nulla, eppure ha dato tutto quello che aveva. Ed è stata glorificata più di tutti quanti gli altri che avevano quei sacchetti in mano da poter... Mi ha toccato questa immagine di questa donna, perché non si è curato, non gli è interessato di tutte queste cose, ma in modo particolare quello che mi ha toccato è stata la delusione dell'uomo. Conosco purtroppo molti fratelli e sorelle che sono delusi dagli uomini, sono delusi da pastori. Dio non ti deluderà mai. Chi ti ha salvato a te non è stato il pastore della Chiesa. Chi ti ha salvato a te è stato Gesù. Chi verrà a prendere te è Gesù. Chi ti porterà alla sua presenza è il Signore. E Lui ti ha fatto una promessa. E le sue promesse sono sì e amen. Dio mantiene le promesse. Quindi sull'orlo del nulla nelle mani di Dio. Siamo noi che decidiamo il nostro futuro. Siamo noi. Che cosa ne vogliamo fare? Ci vogliamo avvilire? Vogliamo rimanere avviliti delle situazioni, delle circostanze? Siamo vittime e prede dei bombardamenti di quello che sentiamo, di quello che accadrà, di tutto questo? O vogliamo dire io sono in questo mondo ma non sono di questo mondo?
Lo ripeto. Io sono in questo mondo, ma non sono di questo mondo. Oh, va meglio, anche se non tutti, ma un po' meglio, va meglio. Io non sono di questo mondo. Sapete cosa sono io? Forse non ve ne siete accorti, ma io sono extraterrestre. Non sono napoletano, anche se sono nato a Napoli, non sono veneto, non sono italiano, io sono un cittadino celeste. Sulla tua carta d'identità spirituale c'è scritto: nato di nuovo, figlio di Dio, cittadino celestiale. Gloria a Dio! Amen! Alleluia! Alziamoci in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. A te diamo tutta la lode e la gloria. Tu sei degno, Signore, di ricevere la nostra lode. Signore, grazie per quello che tu fai e continui a fare nelle nostre vite. Signore, grazie perché tu non ci lasci e non ci abbandoni. E questa mattina, Signore, vogliamo chiederti perdono per questi punti che noi veniamo meno, Signore. Forse anche uno di questi punti che noi veniamo meno, ma questa mattina ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ha parlato al nostro cuore, Signore. Grazie perché ancora una volta questa mattina ci hai dato conferme la certezza di confidare in te. Perché tu non ci lasci e non ci abbandoni, Signore. Signore, vogliamo avere gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Grazie, Padre. Adesso in questo giorno, Signore, il rimanente di questa giornata, vogliamo dirti, Signore, vogliamo continuare a dare gloria a te, dovunque ci troviamo, in qualunque posto. Signore, benedici i cibi che tu ci hai preparato, che tu ci hai donato. Signore, grazie anche per l'acqua che abbiamo ancora, Signore. Grazie, Signore, per tutto quello che tu fai per noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Voglio dirvi anche una cosa che mi sono dimenticato. Questa mattina ho saputo che qualche fratello ha donato un climatizzatore da mettere nella stanza dei bambini piccoli. Presto sarà messo, tutto dipende che il Signore colpisca in modo favorevole il nostro fratello Gildo, che sarà lui a metterlo, e poi, questo è da 0 a 3 anni, verrà messo lì, e poi verrà messo un altro nella stanzetta dei bambini, perché so che le sorelle, insegnanti di scuola domenicale, si sciolgono al sole, e anche i bambini. Va bene, vogliamo ringraziare il Signore? Amen, Dio è buono, grazie Signore. Dio ci benedica.